E intanto proprio di una bella realtà vi voglio parlare. Vi ho anticipatamente raccontato che abbiamo intervistato la nostra bellissima Miss Italia qualche settimana fa, appena 2 giorni prima della sua elezione, e oggi abbiamo qui nei nostri studi invece la mamma di Zeudi, che ha delle bellissime cose da raccontarvi, e soprattutto vi voglio ricordare che sulla nostra municipalità è una persona molto attiva, fa delle cose veramente bellissime, ma adesso ne parleremo con lei. Quindi sono lieta di presentarvi Maria Rosaria Marino. Eccoci qua, va bene? Buongiorno. Senti l'audio? Sì, bene, Okay. bene. Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. So che torni appena da un'altra intervista con Zeudi. Sì, Come sono sta la stata là. nostra Miss? Abbastanza bene, sta gestendo tutto in una maniera impeccabile. E vabbè, comunque lei è una ragazza molto tenace, quindi sta andando bene, sta andando alla grande, facilmente si sposta da Roma a Napoli, Napoli-Roma, e poi vabbè, chi l'ha seguita ha potuto vedere che è stato al nord e che ha fatto una bella settimana carica di impegni per il carnevale, però sta andando veramente alla grande. E quindi io penso che lei sia anche molto soddisfatta, perché Sì. era molto enfatica quando è stata qui con noi, era felice, era carica, disse io vado là, ho imparato a conoscere tutte le ragazze che sono lì con me, insomma si è formata una sorta di squadra. C'è sempre il po' di competizione perché c'è dappertutto, però devo dire la verità, hai una figlia veramente dolcissima, Grazie. è una ragazza che usa molto il cervello. È Ed vero. oggi nelle ragazze di quella età è difficile, quindi di questo te ne rendo merito. Grazie, ma più che altro il merito è suo perché ha saputo formare la sua persona attraverso gli studi che comunque sono indispensabili per la formazione di una persona al di là della bellezza. E poi ha un animo molto buono, quindi si fa voler bene in maniera molto facile. Tanto è vero il format comunque riguardava appunto non solo la bellezza, ma proprio le capacità della persona in sé per sé. Anche l'empatia era un elemento che non veniva poi trascurato nella scelta. Oltretutto il concorso si è svolto in maniera totalmente diversa rispetto agli altri anni, perché la giuria faceva parte della giuria stessa, anche le ragazze facevano parte, ecco, quindi tutte le ragazze che venivano escluse dal concorso venivano poi inserite nella giuria, e quindi diciamo che lei è stata la Miss Italia eletta anche dalle altre Miss. Vedi, quindi anche una doppia soddisfazione. Eh sì, perché vuol dire che ha colpito gli animi, che ha saputo conquistare tutte le persone che la circondavano in questo percorso, e quindi è stato veramente un elemento indispensabile. Anche la bella festa che ha avuto quando è tornata, perché noi abbiamo visto, Sì, lei è abbiamo stata alcuni amici in un'emozione. comune che pubblicavano Sì, l'arrivo alla sì, sì. festa, è stato bello Sì, è stata veramente. veramente una grandissima, un grandissimo momento di emozioni, veramente, anche perché io sono consigliera dell'8ª municipalità, quindi tutti i miei colleghi, in una maniera molto affiatata, hanno voluto quel momento, che comunque non l'abbiamo reso proprio pubblico in maniera allargata, ma proprio per una quiete pubblica e anche per un fatto di sicurezza. Però abbiamo avuto comunque la polizia stradale che ci tutelava in quel momento, nonostante noi non avevamo detto nulla. Quindi vuol dire che il territorio è attento, e questo è veramente stato una risposta che ci ha dato il territorio stesso, ed è importantissimo. Anche perché secondo me il territorio lo vive proprio come un riscatto, perché Sì. purtroppo in queste municipalità, nella 7ª, nell'8ª, insomma, e tutte quelle limitrofe, no? Portiamo sempre un'etichetta, l'etichetta di quei quartieri dove sicuramente prevalgono le persone che non sono proprio, diciamo, il fiore all'occhiello di Diciamo alcune quel cosiddetto, municipalità. sì, Esatto. come si dice gli abitanti di serie B, ma Esattamente, direi anche di assolutamente. serie C, di serie D, eccetera, cioè per tutte le lettere dell'alfabeto. Quindi penso che il territorio, le persone vivano questa vittoria di Zeudi come un riscatto, per dire avete visto, noi nei nostri quartieri abbiamo anche
anche persone, ragazze, che poi è una ragazza molto intelligente. Io questo Infatti, dicevo quando sì. prima ti dicevo il fatto che è una ragazza che sa rapportarsi con gli altri, sa come deve, perché è molto intelligente, ha molto cervello. Quindi a volte non sempre premia in questi concorsi, no? Che si Certo. sa, negli anni passati questi concorsi si vedevano come il bella e basta, la solita bella No, vuota. però io posso dire che c'è stata una vera e propria meritocrazia, veramente, che ripeto va al di là della bellezza, perché la bellezza comunque è soggettiva, però hanno saputo mirare ciò che doveva essere realmente Miss Italia, quindi la persona che doveva rappresentare la corona della bellezza nazionale. Esattamente. Intanto poi, proprio perché ecco, sei consigliera sull'ottava municipalità, ma fai anche delle cose bellissime per la Sì, municipalità. allora, io sono... Nunzio mi diceva che avevi una bella cosa da raccontarci, quindi io ti vorrei lasciare la parola Oddio. proprio per raccontarci questa bella cosa che Nunzio mi aveva già annunciato. Sì, non si è molto attento Sì. poi sull'operato che facciamo sul territorio e infatti lo devo ringraziare perché veramente mi sta seguendo tanto. E niente, allora io sono la fondatrice della Lampada di Scampia, un'associazione ludica culturale che opera da più di 10 anni sul territorio. La Lampada di Scampia mira soprattutto per recuperare i ragazzi che hanno talento e che magari non hanno la possibilità di essere seguiti o magari si sentono un poco sottovalutati perché magari hanno perso nel percorso della loro giovinezza un'autostima e quindi là subentra poi la Lampada di Scampia che attraverso degli eventi, quindi dei progetti che siano di moda o di musica, anche di arte, vengono poi presi questi talenti e curati da esperti. Quindi comunque è una bella occasione che vivono i ragazzi e non peraltro si sono formati poi dei talenti veri e propri, sì, 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 seguiti da esperti con borse di studio, è tutto autofinanziato, quindi non abbiamo mai chiesto fondi e la Lampada di Scampia ha soltanto sempre chiesto i servizi dagli esercenti della zona, quindi abbiamo fatto veramente una grande squadra, è venuto fuori qualcosa di bello perché abbiamo dei talenti che veramente, veramente mi stanno dando grande soddisfazione. E tra questi talenti c'è stato qualcuno che è venuto in questa associazione e non aveva voglia di essere recuperato e Sì, poi... sì, allora, il primo che mi ha dato veramente là, ci ho creduto che qualcosa stava funzionando bene, è stato appunto Nicola Siciliano. Nicola Siciliano è un grande rapper a livello nazionale e anche di più, anche internazionale sta toccando. Quindi là ho visto proprio che effettivamente venivamo seguiti da chi ha creduto in noi. Nicola Siciliano ha iniziato all'età di 12-13 anni, ha fatto il Scampio Musical Festival che si ripete ogni anno, abbiamo la nona edizione quest'anno, l'abbiamo anche sostenuto durante la pandemia, quindi con tutta una chiusura totale l'abbiamo fatta attraverso il web. Mhm. E Nicola ha vinto una borsa di studio e attraverso questa borsa di studio lui ha continuato a studiare e è stata poi notato, però ovviamente qua c'è stata anche la determinazione del ragazzo stesso perché come Zeudi i ragazzi devono credere in quello che loro realmente hanno come potenzialità e questo è importante perché se non ci crede il ragazzo il talento non viene fuori. Quindi è importantissimo. Poi abbiamo il caso di Fortuna Cafasso, che comunque pure è una ragazza che ha fatto veramente da supporto vero e proprio alla Lampada di Scampia. Fortuna Cafasso nasce come cantante, però comunque mi ha supportato anche come presentatrice ufficiale dello Scampio Musical Festival e della moda a Scampia. Quindi comunque veramente ha dato il più del più di quello che una ragazza di 14 anni poteva dare. Oggi è una donna e sta ancora proseguendo ciò che ha coltivato da ragazza, da bambina, anzi perché veramente possiamo dire che era un poco più di una bambina e si sta formando ancora perché vuole dare sempre meglio. Quindi E sono delle quindi ci sono delle soddisfazioni. belle Sì, e soddisfazioni. poi ci sono altri ragazzi come appunto ci sta Patti Pagliocca, poi ci sta Sara Musella che pure ha iniziato col papà con Io Canto, poi purtroppo con la perdita del papà la ragazza si è trovata un po' spiazzata e là c'è stato un proseguo con la Lampada di Scampia. E poi ancora ci sta Anna Laura Natriello, insomma tante realtà
che fanno parte dell'8ª municipalità e che comunque stanno avendo il percorso, stanno completando il percorso per la loro formazione, e io sono orgogliosissima su questo, perché è vero che c'è stata la lampada di Scampia, ma è più vero che la mia è stata solo una spinta, poi il lavoro lo stanno facendo loro. E quindi Ma è sono bello orgogliosa. anche però vedere che ecco, i ragazzi rispondano bene a queste opportunità che gli vengono date. E certo, perché c'è proprio la sete di dimostrare, di aprirsi verso un percorso di un qualcosa che va di là dal semplice dormitorio che abbiamo nella nostra zona. Quindi vuol dire che i ragazzi hanno bisogno proprio di noi e noi dobbiamo essere responsabili sulla loro formazione. Non un consiglio, un modo per comunicare a casa, se c'è qualche, ecco, qualche ragazzo che ci sta guardando, qualche ragazza che ci sta guardando, che magari sta pensando anch'io vorrei andare in questa associazione, anch'io avrei qualcosa da dare, come devono fare? Allora, Maria Sara Marino ormai non è per presunzione, ma mi conoscono sulla zona, quindi io sono molto attiva su Facebook, molto più di Instagram, forse perché È è nato quel prima, social che però. appartiene alla mia età, quindi infatti anche i ragazzi lo dicono, ma questo ormai è diventato un social che appartiene a quelli là grandicelli, ma assolutamente io continuerò, perché comunque mi conoscono bene là e mi possono contattare semplicemente, io rispondo sempre, e oltretutto ci sta anche un numero pubblico che è il mio privato, e l'ho reso pubblico proprio alle persone che hanno l'esigenza di contattarmi, che va di là comunque di una segnalazione stradale o quant'altro, perché io dico sempre questo è tutto ciò che riguarda l'ordinario di un consigliere municipale. Ciò che io miro è su quello che riguarda lo straordinario, insomma, è appunto quello del sociale, di rendere disponibile per la formazione di ragazzi, che comunque per me è qualcosa che mira di più per riqualificare il territorio stesso. Noi dobbiamo comunque costruire prima sui ragazzi e poi su una strada rifatta, perché comunque la strada rifatta, se non vengono poi qualificate su un ragazzo che comunque ha capito di curarla, è inutile secondo me. Quindi dobbiamo iniziare dai ragazzi, su formare questi ragazzi a saper poi avere un rapporto diretto col territorio stesso. Una cosa molto importante, quindi, allora potete comunque trovare Maria Rosaria su Facebook, quindi la potete contattare magari in forma privata, vi sentite con lei e se avete bisogno di far parte di questa grande famiglia, perché è una famiglia, Sì, sì, io una famiglia la vera e chiamerei propria. Sì, anziché sì, è una associazione, famiglia. la potete contattare lì. Maria Rosaria, progetti a breve? Sì, sicuramente ripeteremo lo Scampia Musical Festival, Mhm. perché è una richiesta anche da parte delle scuole della zona, le scuole che insomma hanno un indirizzo musicale, perché ovviamente dopo un anno di studio il bambino, il ragazzo ha l'esigenza proprio di esibirsi davanti a un pubblico, quindi è l'occasione giusta per farlo attraverso lo Scampia Musical Festival. E poi ovviamente ci saranno ancora altre scuole, ancora di più oggi con il fatto che Zeudi sia diventata Miss Italia, e quindi abbiamo avuto una visibilità maggiore per quanto riguarda la lampada di Scampia, abbiamo ricevuto tante ma tante richieste per concorrere allo Scampia Musical Festival, e questo è importante perché noi comunque al di là noi vediamo anche le capacità del ragazzo però, o della ragazza, però noi vediamo anche l'esigenza della famiglia, quindi saranno scelti i ragazzi più delicati, che hanno poche possibilità dello studio, perché appunto noi dobbiamo essere quella forza in più per il ragazzo che è un po' debole economicamente. Diciamo una fascia protetta Certo, praticamente. sì, sì, sì. Esattamente. Dove ti trovano invece all'indirizzo se non ti vogliono contattare? Io le voglio dire queste cose perché c'è chi, ecco, magari non vuole telefonare, non vuole chiamare, magari ci sta anche quel ragazzo che è un po' più timido, va sul posto, se lo guarda prima, poi magari ci ritorna, perché dietro queste categorie di ragazzi, a volte non sai che cosa gli passa per la testa, vorrebbero fare tante cose, poi magari pensano di non potercela fare, quindi mollano subito la presa. Allora c'è anche il ragazzo che scruta prima la situazione e poi magari dice vabbè mo entro, vabbè mo vedo, vabbè mo fa. No, alzatela Ma infatti un poco... no, alzatela direttamente, ti Ok, aiuto se vuoi. allora perdonateci, ma questa è la diretta.
è il bello della diretta, aspetta, è perché avevi questo, perciò sicuramente ti aiuto io. Ecco qua. Ecco, la semplicità è la prima cosa, le cose si fanno con semplicità. Con semplicità. Ecco, c'è sempre quel ragazzo che magari è più timido, allora cerca di scrutare prima la situazione, magari si reca sul luogo, guarda un po', magari chiede in giro, quindi ricordiamo anche l'indirizzo della sede proprio della lampada. Purtroppo la sede noi non ce l'abbiamo, noi siamo un'associazione molto ma molto povera. Abbiamo una sede legale ma non è operativa per queste cose, perché noi ci siamo sempre appoggiati con l'auditorium di Scampia, tanto è vero siamo fermi da quando l'auditorium non era più agibile per il caso di incendio Rom, quindi questa cosa mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, però non mi sono fermata perché ho usato altre strategie, quelle del web. Io direi una cosa a questi ragazzi che comunque si sentono isolati da questa situazione. Esatto. Io sono stata bambina di questo territorio e capisco bene ciò che si prova. Quindi Maria Rosaria Marino è molto ma molto disponibile a voi, e basta una semplice chiamata e poi c'è casa mia. Infatti già chiedono, vedi, c'è qualcuno che ci scrive: buongiorno Risa, scusami, come si chiama? Maria Rosaria Marino. Eccola qua, io glielo rispondo sotto la diretta, direttamente glielo dico. Quindi vi ha spiegato veramente tutto, vi ha spiegato anche i progetti che sono comunque fattibili a brevi, progetti che sono autofinanziati da loro, non dovete fare nulla di che, dovete solo tentare e soprattutto non dovete mai mollare, soprattutto quando incontrate sulla vostra strada persone così che al di fuori di essere il consigliere della municipalità, di essere quindi avere un attaccamento per il territorio particolare, perché chi fa questo mestiere, no, di consigliere, a volte dobbiamo sfatare anche i luoghi comuni, no? Ci sono dei consiglieri che si fanno eleggere e poi non li vedi, non li senti. Io nasco da sociale, io sto proseguendo ciò che è il mio impegno sociale. Prima parlavamo di Nunzio, no? Nunzio non si è mai fatto eleggere, mai. Ha sempre preso le distanze, però Nunzio è attivissimo, cioè Nunzio non ci sfugge niente, si sta dando veramente per tutto il campo di calcio, sempre per i ragazzi poi, perché lui cerca di fare quel che è possibile per dare un momento di svago ai ragazzi, che sia il campo di calcio, che sia una scuola. Settimane fa è venuta anche un'altra persona qui a parlarci di una scuola, insomma, quindi ma infatti voglio dire... io questo dico, al di là di chi lo fa, l'importante è che si faccia. Esatto, l'importante è che si faccia e che, come lei che ci sta mettendo la faccia in questo momento e che vi sta raccontando veramente delle cose molto importanti, quindi questo è veramente un contributo bellissimo, al di là di essere la mamma di Zeudi, che poi ci ha dato tante soddisfazioni, è una persona che è attiva già da prima e che quindi ha la soddisfazione di poter dire: sul nostro territorio nascono dei talenti e sono anche dei ragazzi che venivano magari da un periodo, da famiglie che comunque non ce la facevano a supportarli. Sì, poi io tengo a precisare che tutti i progetti che apre la Lampada di Scampia non ci sono quote di iscrizione, assolutamente, non c'è tesseramento e quant'altro, cioè soldi non vengono proprio, non circolano, quindi anche laddove noi dobbiamo allestire il palco dell'auditorium, ovviamente ci sta il fiorista che offre fiori, ci sta chi ci dà il service, quindi è veramente una catena di solidarietà che attiviamo attraverso questo progetto, ma senza il passaggio di alcun genere di rientrata economica. E questa è una cosa bellissima, quando anche tutti i commercianti, ecco, si legano a queste cose, aiutano, danno il loro contributo, perché c'è pure chi dice: no, ma mica me ne importa. Vabbè, ma il sociale è un qualcosa che tu devi avere dentro, il volontariato è un dono che tu porti dentro nel cuore. Lo so, l'ho fatto anch'io. Quindi se non lo senti ci passi inosservato. Esattamente, l'abbiamo fatto anche noi, io stavo anch'io, a parte dopo il servizio, feci servizio civile, poi dopo rimasi nell'associazione dove mi trovavo e facevamo a volte anche la spesa solidale, andavamo nei supermercati, insomma aiutavamo le persone, è stata sempre una cosa, ti gratifica, perché ti gratifica, ti completa come persona. Esattamente, e soprattutto poi all'epoca di quando lo facevo io non esistevano questi social, quindi tutto quello che facevi e tutte le persone che erano attive avveniva in senza teatro, quindi ti sentivi doppiamente gratificata, quindi questa è una cosa molto importante. Ma infatti io spesso mi trovo davanti a delle realtà dove, tra virgolette, ci sta una forma di aiuto e spesso mi dico: ma io ti devo citare perché
Assolutamente no. Io penso che il volontariato è un qualcosa che nasce dal cuore e non deve fare teatro, assolutamente, altrimenti che senso ha? Non ha Non ha alcun senso. senso. Però c'è chi magari lo fa, anche se si sente gratificato, però magari forse trova nel social, quella Lo so, gratificazione Serena, però la destra non doppia. deve scoprire quello che fa la sinistra. Esattamente, e mi trovi d'accordissimo con te, perché tutto quello che si fa in silenzio è fatto bene, tutto il Poi resto è comunque palcoscenico. i frutti vengono sempre, quindi la visibilità rientra sempre, non è in quel momento là che ti dà visibilità, perché chi opera con il cuore poi comunque il karma esiste, quindi ci sta sempre il rientro di gratificazione in sé per Io sé. penso che la gratificazione più grande arrivi quando la C'è persona, il sorriso. esatto, a parte il sorriso, ma poi la persona che tu aiuti, già quando ti vede, già ecco, ti riconosce tra mille e sa che tu in quel momento ci sei per lui, per lei, per Sì. chi esso sia, Questa è quindi la questo cosa è più bella quando importante. ti chiamano e anche solo per ascoltarti la servi. E questa è una cosa che veramente mi fa sentire la donna più ricca del mondo, Esatto, veramente. sono queste le vere ricchezze. Maria Rosaria, un ultimo messaggio che vuoi lanciare? Ai ragazzi, A tutti quelli che ci guardano, sì, soprattutto anche alle anche alle famiglie. persone, anche alle donne che purtroppo sono vittime di violenza, Mhm. agli uomini che si sentono deboli nell'affrontare le difficoltà che purtroppo la vita offre, di non mollare mai, di credere sempre nelle capacità, perché il domani nessuno lo conosce. Credetemi, la mia storia può essere una testimonianza. Oggi sono la mamma di Miss Italia. E posso dire che questo era un qualcosa che io mai, 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 mai avrei mai immaginato di vivere e ne ho passate tante anch'io. Quindi quei momenti di sconforto, alzate la testa e pensate sempre alla speranza perché è l'ultima a morire. Esattamente, e ricordiamo anche questa cosa delle donne che vittime di Sì. violenza, cerchiamo un attimino perché, sai, ti voglio dire quest'ultima cosa, poi ti libero perché sicuramente avrai tantissime cose da fare. A volte forse le donne, no, perdono la speranza di quel fatto di denunciare, perché è come se anche chi denuncia a volte non si sente ascoltato, perché però questo ce lo dimostra quello che vediamo tutti i giorni, magari ci sono donne che vengono ammazzate, che hanno magari dietro le spalle 4, 5, 6, 7, Le 8 denunce, ma denunce, ma non vengono mai inascoltate, sì. ascoltate. Questa è una parte della legge italiana che deve essere veramente modificata, perché è Diciamola questa inaccettabile, cosa. inaccettabile che una donna faccia segnalazione ripetutamente ogni volta che si trova a terra tra sangue e tra denti spezzati e fa segnalazione, ma questa cosa pare che passi sempre inosservata. È un qualcosa veramente inaccettabile, c'è qualcosa da riformare della legge italiana, ma ancora di più e io ci piango su per quelle donne che non hanno la forza di denunciare perché magari non hanno un'autonomia economica e quindi questa cosa le fa mascherare quello schiaffetto di non aver paura ma di denunciare perché anche senza soldi si continua ad essere donna. Quindi, e questa cosa però darei anche come segnale al nostro bello Stato che comunque dovrebbe supportare una donna che purtroppo subendo violenze si deve dividere da quel personaggio e deve essere supportata anche economicamente, perché talvolta la donna ha paura proprio per il fatto che sia dipendente economica di quel mostro. Sì, Il supporto economico ci deve stare perché vi dico spesso anche dopo la liberazione si pensa sempre che non si è liberato del tutto, ma ci stanno ancora altre violenze che siano quelle proprio di una mancanza economica, di mortificazioni, dei figli da crescere da soli. E magari ogni volta nel letto ci si pensa pure, magari si muoveneva quello schiaffo e quel pugno in faccia
avevo un'entrata economica. No, non deve essere così assolutamente. Il pugno va liberato, Sì. quindi non esiste, non è giustificato per nulla un uomo che usa violenza nei confronti di una donna. È inaccettabile, però lo Stato deve tutelare queste donne che poi vengono abbandonate al loro destino. Esattamente, mi trovi completamente d'accordo e le devi tutelare perché altrimenti è inutile fare tanti sportelli psicologici, tante persone che ci ascoltano e poi alla fine sono impotenti perché Sì. non li possono aiutare, perché la legge non li tutela. No, assolutamente. Quindi una donna che deve andare a denunciare il marito e ci ha fatto già 5, 6, 7, 8, 10 denunce e gliene deve andare a fare ancora la 12ª, la E già 13ª, sono la tante, 14ª già e sono sono tante, tante. nessuno prende provvedimenti, che le dici ma io a chi va a denunciare? No, perché poi alla fine, vedi, si arriva poi a diventare veramente vittima di non rientrare più, perché questa è pure una violenza psicologica Sì. che ti fanno perdere le speranze, ti fanno perdere l'autostima. Ti fanno sentire sbagliata, perché alla fine la sbagliata si sente, sì. si sente la persona e dice ma forse ho sbagliato io, cioè questo è il paradosso proprio. Sì, addirittura alcune donne lo dicono forse sono stato io a provocarlo. No, assolutamente, non esistono provocazioni. La violenza non viene assolutamente giustificata in nessun modo. La violenza è violenza e chi fa violenza, usa violenza, deve essere, al codice penale deve essere punito. Perseguito proprio penalmente. Ecco. E su questo ci deve essere proprio una pena dura, Certo. perché comunque è un uomo che fa quello che fa ad una donna, alla propria compagna, alla fidanzata, alla mamma, perché ricordiamo che ci sono anche persone che uccidono le mamme, Sì, e quindi voglio dire, non è un luogo comune. Purtroppo sì. Devono essere ascoltate ma soprattutto tutelate. Sì. Quindi questo è anche un bellissimo messaggio che ci tenevo a lanciare insieme a te, che sei una grande donna Grazie. per tutto quello che fai e per tutti gli aiuti che ci dai. Grazie. Io ti ringrazio per aver accettato questo invito. Grazie a voi. Spero che tu possa ritornare qui, magari venendo anche con qualche ragazza che frequenta la Certo, lampada, senz'altro, magari sì. insieme vediamo che cosa stanno Magari facendo. a termine del Sarebbe festival bello. a portare il vincitore qua. Sarebbe in bello, diretta, ma anche certo. prima, magari Anche i ragazzi prima, che ci ok. partecipano, organizziamo una Perfetto. bella Allora cosa insieme. hanno bisogno di questi incontri perché sono degli incontri che fanno aumentare un po' l'autostima, ma soprattutto Magari sotto farsi proprio sentire brava, protagonisti di proprio questa sotto al cosa. festival, Sì. magari Ok, li sì. prendi, ci organizziamo, tanto Certo, Nunzio certo. sicuramente ci starà ascoltando e si organizzano, magari veniamo qua, ascoltiamo le emozioni a caldo, quello che comunque loro andranno a fare, come si sentono. Verrebbe Perfetto. una bella cosa. Io sarei felice se si potesse Sicuramente fare lo questa faremo, cosa. non ti preoccupare, sì. Io ti ringrazio per aver accettato il nostro Ma grazie a invito. voi, io spero soltanto di essere stata utile per alcuni messaggi forti che riguardano appunto le problematiche del sociale. Salutaci tanto Zeu, Grazie, dici che sarete quando serviti. vuole RTC Targato Napoli è casa sua. Appena avrà un po' di tempo, poverina. Sì, piano piano, l'importante è che lei sia soddisfatta e sia contenta del percorso che sta andando ad affrontare. Sì, Questo glielo senz'altro, dico con vero. tutto il cuore, ti ringrazio. Ok, un abbraccio. Salutiamo Maria Un Rosaria. bacio a tutti, non mollate. Grazie per essere stata con noi.